Brighella, Brighella, la 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 la. Brighella, Brighella, la 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 la. Servo fedele senza paura, Brighella è di Bergamo, de Bergen de Sura. Eccoci qua, la compagnia Brighella insieme a tutte le maschere della commedia dell'arte sono venute dove? Vediamo se siamo preparati. Cantare. A cantare, a ballare, ma in che città siamo oggi? Novara. Ma che bravi questi bambini che abbiamo portato per mantenere alte le tradizioni di Bergamo, vero? E tutta questa compagnia cosa fa tutti i giorni? O quasi, sostanzialmente. Canta, balla e intrattiene il pubblico. Attraverso cosa? Le nostre maschere, i nostri colori, il nostro entusiasmo e la nostra allegria. Ma che bella roba, il Brighella! E non sempre commette delle cose brutte o delle cose un po' strane il Brighella. È anche simpatico, allegro, vivace, un bonaccione, vero? Ma chi più bonaccione è del? Giupì o il Giupì? Sì, perché il Gioppino è un'altra crapadura, una crapa di legno de Bergen. E poi fianco a me c'ho anche Arlecchino. Ma Arlecchino, insomma, di tu chi sei poi alla fine. Bella domanda. Diciamo che oggi siamo amici, dai. Oggi, solo Solo oggi Solo non, oggi. non litighiamo, siamo venuti a Novara, c'è una piazza strepitosa, della gente meravigliosa, un carnevale stupendo, abbiamo mangiato anche bene oggi, ma cosa ce ne frega a noi a dire che va tutto male? Va tutto benissimo, qui stiamo da Dio e infatti siamo già venuti per la seconda volta, perché sì, non avevamo finito di mangiare 2 settimane fa e allora abbiamo detto devono tornare quelli là, allora abbiamo detto va bene, veniamo ancora. E comunque facciamo gli auguri a tutti quelli che amano il carnevale e le maschere, perché queste tradizioni non muoiono mai. Allora, la sfilata è stata rinviata a causa del tempo sabato prossimo, quindi rimane tutto invariato, però il percorso, l'orario, sempre partiamo alle 2:30 da via Ardemagni, quindi mi raccomando bambini preparatemi perché sabato prossimo finalmente riusciamo a sfilare. Grazie dalla compagnia Brighella!